Ma che c'è? Una Vespa istoriata? Chi è? Una signora? Però voglio vedere. Ma che? Signora, ma che è arrivata con una Vespa che sembra un carretto siciliano? Che c'è? Un biglietto? No, ce l'hai dare un biglietto? Ma che state dicendo? Ma voi non sapete, io sogno la mamma di mio figlio, sogno io. Come la mamma di suo figlio? Ma chi è il suo figlio, signora? La mamma di tutte sono le mamme del figlio. È Litterio, mio figlio, state capendo? La mamma di Litterio. Eccolo là. Applauso, signora, buonasera. Eccolo là. La mamma del signor Litterio, Desiree. Guardatelo. Ci aspettiamo Litterio, arriva sua mamma. Signora, buonasera. Buonasera, signora. Siamo sempre ai soliti. Siamo sempre ai soliti. Fatela entrare, Arturo. Lasciatela. No, facetemi l'italiano da lontano che non l'ho visto mai, solo la televisione l'hai visto. Ma perché non mi posso guardare? Mio figlio me l'aveva detto che lei era scarso, ma io non pensavo fino a questo punto. Ora, insomma, signora, non viene più mio figlio. Comincia a moderare i termini. Io la rispetto ed lei è una donna e quindi non mi permetterei mai di essere mio figlio pesante. Non viene più qua. Mio figlio non viene più. Ma stai venendo io per dirci che Ido non viene più. Ma perché non viene più? Se suo figlio qui sta bene, ha successo. Perché lo trattate male. Ma che dice? Qua. Fatele un applauso. Lo trattate malissimo. Signora, ma che... Venga. Ce la faccio. Buonasera. Ce la faccio vedendo cose dei miei occhi. No, attenzione. La faccio benissimo. Ma ce la fa benissimo, stava cadendo. Ce la faccio benissimo. Io la voglio aiutare. Buonasera. Ecco, beccanuccio. Sempre le solite li conosce tutti? Non viene più mio figlio qua. Ma signora, a noi dispiace. Lo trattate male. Non viene più, però. Ma non è vero che lo trattiamo male. No, non è vero, come facete a smuovere i nervi? Ferma, stia attenta. Come smuovere i nervi? Io non le faccio nulla. Non c'aveva manco i soldi più Caruso per metterci la benzina nella macchina. Ho capito. Come trattate? E voi magari, che dopo conta cose, disgrazie, ci redite in da faccia, ci redite. Che ci resta male è una cosa ridicola. Ma perché sono una cosa ridicola? Ma se guardate bene lei che come combinata non si può dire. Non c'è bisogno, guarda che io poteva vestire un poco meglio, soprattutto poteva farsi un poco di peeling. Niente, perché io sono una donna così come casca dal piede. L'ho capito, signora, però non esageriamo. Vabbè, però va bene così. Come si chiama? Come si chiama? Virginia. Virginia di nome. E di cognome? Illibata. Scusi. Io sono abituato con lei, ma lei... Cioè lei si chiama... Scusate, io... Scusi, fermi. Perché non l'ho vista mai, è la prima volta che la vedo. Lei si chiama Virginia? Illibata. Illibata cos'è? Illibata. Cos'è illibata? Illibata è un cognome. Ah, il cognome, ho capito. Virginia, e non è un caso che mi chiamo Virginia Illibata. Ma perché? Ci pare che io sono come di buttanelle che è abituata lei. Prego di moderare i termini. Ma guardatelo. Ma perché mi sta maltrattando così, signora? Scusi. Io sono abituato a buon'ammo di mio marito. Com'era? Che era mascolo. La prima volta che mi acchiappava la testa si vuota, mi andava a fare un muro. Mi pigliava la testa, mi andava a fare un muro. Per favore, ma io dico, ma chi l'ha fatto entrare? L'ha fatto entrare? Che l'ha fatta entrare? Ma lei è una signora anche avanti negli anni. Che mi ha fatto entrare? Il nome di mio figlio mi ha fatto entrare. Questo è vero. Il nome di mio figlio. Perché suo figlio qui è di casa, suo figlio è uno dei nostri, ci mancherebbe. No, sono dei pazzi. Come lo trattate? Come lo trattiamo bene. Suo figlio è amato dal pubblico. Amato dal pubblico, che ci ridono da faccia, sono così disperate. C'ha esaurimento nervoso. Quindi non è venuto stasera perché c'ha l'esaurimento nervoso. E io ho venuto a posto suo. Va bene. Perché io sono una femmina che... Ferma! L'ho capito che lei è una femmina di polso. Lei è una femmina di polso. Che sta guardando? Che sta facendo? Ma che sta pensando? Che lo conosco io? Chi? Un quadro sempre. Questo è il nostro addetto al pubblico, l'assistente di sala. Che fa battere in mano. Esatto, sì. Che è un bel ragazzo, no lei? Ma insomma, lei quando è arrivata non ha fatto altro che insultarmi. Se voi applaudite, quello è un bell'uomo. Lei prende coraggio. Scusami Andrea, io non voglio neanche immaginare quello che sta in questo momento pensando Ivana Spagna, che dovrà cantare dopo. Secondo me non canta più, ve lo dico prima. Ma c'è Ivana Spagna? C'è Ivana Spagna. Buono. Allora capitano, una bella serata. Sì, ferma. Questa è la televisione, io capisco che lei è abituata al paese. Stai pensando a cosetta, Ho che capito, bello. Ma se la cosetta che è più bello? Mi metto davanti. Io magari andare a chiesa, durante la missa, se mi capito faccio, no? Vabbè.
Senta, che cosa vuole dirmi? Siccome Così... c'hai visto che è più stretto questa... Sì, ce n'ha una più stretta e una più larga perché l'altra se l'è dimenticata a casa, quindi lo dica, Bene. lo dica al C'hai i veni, io c'hai i veni, chi sta mi tiene che ho mandato, che mio marito mi strapazzava. Sì, certo. Vabbè, ma non ci interessa. No, le cose che mi faceva mio marito, lei. Io che? Ma lei, ma che ma guardateci. Ma da dire la verità, occupare un mascolo e cooperare. Già, vedi, ma la vedi vuole che femmina, smettere? vedi che Ma certo, lei è energica, questo non lo discuto, lei è molto energico. Senta, Comunque io sono venuto a dirci ecco, che mio io figlio... devo andare avanti col programma, mi dica quello che mi deve dire, così ci Sono leviamo venuto a questo dire che dente. mio figlio non è potuto venire. Non è potuto venire. Non è potuto, non è voluto venire. Non lo so. Perché mi ha... Ma... E come ci penso di un Caruso esaurito a casa, beato un tamponniletto. Poi voi non ci dovete sempre ridere in da faccia, perché d'ora si affronta magari a venire. Come quando vi ho raccontato come nasceva il suo cugino, il figlio di Messoro Graziella, che fu una tragedia e si misero a ridere. ma loro ridono perché il suo figlio ha questa... Vengano su buono quello. Sì, perché suo figlio ha una vis comica, ha la vis, suo figlio ha una vis. Io so che aveva 600, non lo so, che... Se cangiava la macchina? No, so che ha la 600 anche io, lo so. Dico, però, a parte, oltre alla 600, suo figlio, e per questo lo ridono, ha una certa vis. Vis comica, ma vis. Ah, de comico. Sì. Ma che il creatore è nato così. Basta, io chiedo scusa se vi ho interrotto. Arrivato a questo punto che cosa faccio? Io vi ho portato i saluti. Me ne vai? No, non lo so. Un assetto? Non lo so che devo fare. Io la voglio salutare, la salutiamo. Il Limbata! Che? Chi è che... Grazie. Il Limbata! Grazie. Ti libererei tutta! Scusi, per Il favore. Limbata! Se mai stai fatti suoi! Il Limbata! Qui i fatti sono miei perché la trasmissione la conduco Per io. favore, si leva di davanti! Il Limbata! Ma chi è questo signore? Qui pubblicamente, davanti a queste persone, ti spari il mio amore! Comincio No, signora, Posso venire sul palcoscenico? venga qui. Venga qui. Per favore! Per favore, così ce ne usciamo. Ma chi è questo? Ma chi è? Permesso! Buonasera. Ma poi? Non lo so. Che c'è dato appuntamento a tutti i Il pazzi? Limbata! Ma chi è? Ma chi fa il viaggio a Santa Rosalia ci fa? Ma che è nano? Venga. Buonasera. Limbata! Buonasera. Ma lei chi è, scusi? Signor La Rosa, lei che ne capisce di femmine. No, io non ne voglio capire. Aggiustate di nuovo la calzetta. No. Io i cose faccio quando non mi dici. Se mi dici non è facile. Ora me lo stai dicendo ora. Non ti ricordi? Allora vabbè, No, che siamo in televisione, ricordatevi che non si può fare tutto in televisione. mi fa paura che Mi metto in mezzo. Allora, buonasera, lei Io sono Agatino Pantaleo e sono l'amico di Tolomeo. Agatino Pantaleo. Pantaleo, l'amico di Tolomeo. Che fa anche rima. Sì. Oh, il fatto che lei sia amico di Tolomeo non la autorizza però a fare questa lei ha fatto un'irruzione. Lei rompe. Io non ho eruttato, ma avete sentito eruttare a me? No, dico, lei ha fatto un'irruzione. No, io non rompo neanche. Uno che ci sta rompendo è lei che si mette nel mezzo. Che cosa vuole? Io sono innamorato di Virginia. Ma come te stanno sempre? Virginia, a me, Agatino Pantaleo. Per gli amici, l'agricoltore. Che si sente dal fetore, che c'era un feto e una rosa. Non ha torto. Non lo so, signora, questo uomo si sta dichiarando. Io so che lei è una donna. Virginia, Tutta io di ti un pezzo. conosco da quanto ti facesti la prima comunione. Poi mi assoppavo la seconda, la terza, la quarta. 50 anni di comunione tua mi hai assoppato io. Ma che dentro mi la sta chiesa. corteggiando? Penso di sì. Ma con me non ci può niente, figlio, te ne puoi andare. Tu lo sai perché noi due non viviamo insieme? Lo sai perché noi due non viviamo insieme? Non viviamo? No, beviamo, no bevere. Viviamo. nel senso- Devi campare insieme? Sì. Quello è il destino. No. Sì. No. E ognuno di noi ce l'ha scritto nella No. propria vita. Tu lo sai perché noi due non viviamo Eh sì, insieme? perché vuol dire che era scritto così. No. Che fai? Mi tocchi. Per carità. Tu lo sai perché noi due non viviamo Capi che insieme? non era destino, che dovevamo campare insieme. La smetta, la prego. Ma la rosa, ma dove mi porta? Un pugno di manici sessuali. Di Manici sessuali. Signor La Rosa, si spieghi così. intrecetta per me. Intrecetta per me.
Tu lo sai perché noi due non viviamo insieme? Io Lo no. sai di chi è la colpa? È del destino. No, la colpa è del tuo cornutito marito. La colpa è del cornuto del tuo marito. Come faccio a farlo? Della buonanima che ti ha preso prima di quando io ti... Fermo! Quello mi ha cotto come un fiore. Suo marito? Mi trattava che in guanti gialli. Sì? Certo, quando si accalorava, la testa andò a spiegare la porta, ma era un segno d'amore. Certo, era un segno d'amore. Ci faccio vedere tu tacchiette che hai da fronte. Fermo! Suo marito tutto qui davanti. Sì. Signore Ardite, Fermo! Allora, puoi accettare la mia corte? Cosa? Virginia, illebata. Ma che ti conosci? Ma che se mi sente lei sa per con mia signora Rosa la non si può signora niente. io la conosco attraverso i racconti di suo figlio ed è integerrima. Ti prego, dimmi sì. Ma Non che? distrugge la vita di quest'uomo che ti ama. No, ma che sì? Io ti dico sì, un gretino sì. No, io dicevo... E invece io ti dico Me ne sì. devo andare io. Sì, sei la mia vita. Ti Ti prego, accetta la mia corteggiata. sta dando fastidio. Senta, guardi, se ne vada, prego, la prego, se ne vada. Metto qui, il primo che capita che Virginia è lebato. Non lo dico primo cacao. Me ne vado. Non mi toccare. Virginia è libata, me ne vado. Se ne signora vado, Rosa. se ne vado. Arrivederci. La saluto. A gattino fattaleo, amico di Tolomeo. Salvo la rosa, sì. Guardi, inteso Anche se- agricoltore. Nella mia azienda, una donna ce n'ha bisogno nella mia aziendina agricola. Io una cascara che ora metto a fare la contadina per lui, mi metto a fare la rosa. Io ho una piccola azienda di 20 ettari, tutti coperti a serre. 20 ettari, che? 20, no, non Che è? ettari, 20 ettari. 20 ettari? Ettari, sì. E su assai? Assai sono, sì. Ma lei è integerrima, che Con lei mia non interessa. ci può manchi i boom. 20 ettari di L'anno serra. scorso è andata meglio, quest'anno è andato un poco male con il raccolto. Abbiamo fatturato solo 8 milioni di euro quest'anno. Pazienza. 8 milioni di euro su assai? Assai sono, signora, sono assai, però lei, a lei Con che mia c'è manchi i boom ci lei può. ha detto che dei soldi se ne frega. Sì, ci pare io con ieri. Virginia, lo sai cosa vuol dire stare solo? In una casa, solo, una casetta di 600 metri quadrati coperti. Lo sai che vuol dire? E allora 600 metri coperta, sai, sono... Sì, già ne bastano 80, 85 per stare bene, quindi 600 sono assai, ma a lei che ci interessa? Io so, manchi i boom ci può con certo, lei che me. ci interessa. Io non ci pare che mi sta imbriacando. questa Sono cosa. solo, magari io sono vero, sola. vero. C'ho 8 persone di servizio, 2 cuochi. 8 persone di servizio, 2 cocchi su assai. Tanti, anche troppi sono, cioè che se ne fanno di 8 persone di Va servizio. bene Virginia, Ma lei che ci me ne vado, ti vedevo sdraiata nella mia piscina con le cameriere che ti facevano i massaggi. Me ne vado, se non vuoi accettare la mia corte, vado via. Ne credo. Vieni a calma. Ma come Nicaredde, scusi? Ma che è Nicaredde? Sta pigliando confidenze, che? C'hai 600 metri quadrati? Sì. E c'hai 6 uomini di servizio? 8 e 2 cuochi? 2 cuochi e le massaggiatrici. E massaggi, c'hai la piscina? Sei piscina in testa. E quando ettari hai di terreno? No, ho 100 ettari di terreno. Tutte coltivate a sera? E fatturasti 8 milioni di euro? Quest'anno, l'anno scorso 12. 12. Con me non ci può manchi i No, buoni. signora, lei è integerrima. E senti, hanno fatto come si è combinato? Signora Virginia, Non mi pare. signora, è suo figlio.